Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno a tutti amici, ragioniamoci sopra, come sempre qui Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi. Oggi parliamo di, ovviamente sempre del nostro tema preferito, ovvero l'autonomia differenziata, anche perché se non ne parliamo noi, chi ne parla ovviamente? Anche per il semplice fatto che poi adesso è entrata tutto in un meccanismo di riforme, terzo mandato, riforma dell'IRPEF, cioè alla fine noi diciamo, ma scusate, ma quale miglior antidoto per migliorare come si dice, la produttività, il benessere, ma anche il tema demografico praticamente, che se non l'autonomia. Ma non lo diciamo noi perché siamo chiaramente fan dell'autonomia differenziata, che ricordiamo sempre è stata votata dal centro-sinistra, poi confermata da un referendum popolare, non come negli ultimi referendum che non sono andati molto bene, soprattutto forse anche diciamo un autogol vero netto da parte dei promotori, soprattutto quello sulla cittadinanza. Ma noi ritorniamo sul discorso dell'autonomia differenziata perché la settimana scorsa ci sono stati due appuntamenti, un appuntamento importante che è quello legato ai LEP. LEP che sembra una parolaccia oppure tipo una sonda spaziale di qualsiasi tipo, non so, di quelle di Elon Musk che vanno su Marte, in realtà sono i livelli essenziali di prestazione, ovvero in teoria sono previste dalla Costituzione, no? Nel senso che la Costituzione già dal 2001 dice cavolo, ci vorrebbero dei livelli essenziali di prestazione, chiaramente per agevolare poi la possibilità di migliorare da parte dei vari territori in modo da arrivare a un livello praticamente, non dico uguale in tutta Italia, ma almeno che ci sia quel famoso minimo sindacale di cui abbiamo sempre parlato. A tal proposito, poi parleremo anche della relazione chiaramente della commissione che si occupa diciamo bicamerale o comunque commissione parlamentare che si è occupata proprio della individuazione di come fissare i LEP, perché poi diciamo la verità, adesso polemiche, c'è stata gente che ha raccolto firme, che volevano il referendum, poi bocciati tra l'altro dalla Corte Costituzionale sull'autonomia, la legge Calderoli 86 del 2024. Ciò nonostante fosse un progetto del centro-sinistra, nessuno si è preso la briga di attuare questi LEP, cioè di creare questi livelli essenziali di prestazione. C'è un'analisi bellissima della Banca d'Italia, proprio come preambolo a quello che dicevamo dopo, che diremo dopo, che fa un po' un'analisi, è di marzo, che fa un po' un'analisi proprio sui LEP. Allora, per esempio, partiamo dalla sanità, che in teoria ci sono già, cioè i famosi LEA. Allora, innanzitutto dice questo, no? I LEA non vengono, i LEA sono i livelli essenziali di assistenza, praticamente, no? Cioè quelli che in teoria cioè sono dei criteri che vengono applicati al servizio che offrono le regioni, con un elenco di servizi che i sistemi sanitari sono tenuti appunto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o chiaramente dietro un pagamento di una compartecipazione, no? Sappiamo tutti quando andiamo a fare le analisi o addirittura sono gratis in base a determinati criteri oppure si pagano. Però notiamo subito che, dice Banca d'Italia, i LEA non vengono tuttavia utilizzati nel processo di determinazione delle risorse per il finanziamento della sanità. Vengono stabilite risorse che invece vengono stabilite ogni anno in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e ripartite poi tra le regioni considerando come indicatore di fabbisogno di salute quasi esclusivamente l'età della popolazione. E ecco, qua è un punto che abbiamo toccato spesse volte, no? Cioè come faccio io a garantire dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, in questo caso, se poi i soldi me ne dà un altro? Cioè, una chiave proprio del federalismo e dell'autonomia è quello di dire risorse certe, ma non che poi vengono stiracchiate ogni anno in base a convenienze politiche o emergenze varie, che giustamente ci possono essere, ma devono essere dei criteri fissi, perché solo allora si crea anche la responsabilizzazione da parte degli amministratori regionali, in questo caso, che hanno di fatto la competenza sul 99%, forse 100, delle prestazioni sanitarie con le ASL e che poi subiscono anche
le accuse da parte dei cittadini perché magari i servizi non sono quelli che uno ritenga o diciamo opportuni, ma soprattutto decenti, no? E quindi da lì c'è il famoso fenomeno della migrazione sanitaria, di persone che vanno a curarsi in altre regioni, quello che sappiamo tutti. Spiega Banca Italia che l'entità del Fondo Sanitario Nazionale, quello che viene determinato nell'ambito della manovra di bilancio, è finanziato sia con trasferimenti erariali, con una compartecipazione al gettito dell'IVA, la cui aliquota viene ridefinita ogni anno in modo da garantire in aggregato il livello di finanziamento indicato nella legge di bilancio, sia con entrate tributarie locali, cioè IRAP, addizionale regionale, IRPEF ed entrate proprie tipo delle ASL. La quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata a ciascuna regione riflette la distribuzione della popolazione pesata per fasce d'età e solo in minima parte variabili di contesto socio-economico, sebbene queste abbiano un impatto significativo sulle condizioni di salute della popolazione. Appunto, se i servizi sono carenti per mille motivi, che possono essere quelli sociali o addirittura anche infrastrutturali, ovviamente, perché se io poi c'ho l'ospedale a 20 km, ma non ho il bus che mi porta o comunque fa solo una corsa ogni ogni ora, voi capite bene che, o non c'è il taxi magari, voi capite bene che cioè è inutile che poi facciamo questi criteri, tra l'altro decisi a Roma, con trattative varie, in base dei vincoli di bilancio, cioè servirebbero appunto l'IVA varia sempre di anno in anno, servirebbero dei criteri fissi, quello diciamo sempre ogni volta. E poi comunque dice Banca d'Italia, nonostante l'idea, l'offerta sanitaria non è quindi uniforme sul territorio in termini di livelli di spesa, di dotazione del personale, di posti letto, di qualità e quantità delle prestazioni. E qua arriva il punto dolente, no? Cioè, alla fine è proprio questo sistema centralistico, che noi l'abbiamo sempre detto qui a Ragioniamoci Sopra, che crea le disparità, perché non crea le basi per un lavoro di medio e lungo periodo affinché un territorio che magari è più indietro possa arrivare a dei livelli appunto essenziali di prestazioni. Dice Banca Italia che le regioni meridionali registrano livelli di spesa corrente pro capite più contenuti rispetto al resto del paese, 2.170 contro 2.300 euro. Sulla base delle informazioni più recenti, la consistenza di addetti al comparto sanitario è pari a circa 130 unità ogni 10.000 abitanti nel mezzogiorno, contro oltre 160 nel resto del paese. Consideriamo qua che c'è anche un aspetto di chiaramente popolazione diversa. Il sottodimensionamento degli organici interessa soprattutto il personale infermieristico e quello tecnico, mentre è meno pronunciato per quello medico. La disponibilità di posti letto complessiva è pari a circa 33 unità ogni 10.000 abitanti nelle regioni meridionali, a fronte di 41 nel resto del paese. Quindi abbiamo meno personale, una spesa pro capite inferiore, eppure i fondi, in teoria sulla carta, sono ripartiti in maniera chiaramente paritaria in base all'età della popolazione, che è il principale criterio del Fondo Sanitario Nazionale. Capite bene che non andiamo da nessuna parte in questa maniera qua, proprio per il fatto che bisogna cambiare i criteri, e l'unico criterio per cambiarlo è coinvolgere gli enti territoriali non tanto per quanto riguarda dammi un euro in più, dammi un euro in meno, ma avere delle basi uguali per tutti, perché i livelli essenziali, ok che avere livelli essenziali di prestazioni uniformi in tutto il paese, ma anche avere livelli essenziali di finanziamento uniformi in tutto il paese, diciamo, per regioni e regioni. Poi andiamo avanti, i residenti delle regioni in cui le prestazioni sanitarie pubbliche sono più carenti sono indotti chiaramente, come abbiamo detto prima, a rivolgersi al settore privato o a strutture in altre regioni. I ricoveri extra regione interessano in media oltre un paziente meridionale su 10, quasi addirittura 1 su 4 in Calabria. È una roba intollerabile nel rispetto delle regioni, dei cittadini del sud, perché sono vittima di questo sistema sbagliato di finanziamento che non si riesce a riformare proprio perché non si riesce ad avere l'autonomia. Però c'è un altro tema che secondo me è molto interessante, sul quale mi soffermerei un secondo, no? Ed è questo per quanto riguarda appunto gli asili, no? Cioè nel senso l'accesso ai servizi educativi, gli asili nido per la prima infanzia ovviamente ha effetti positivi sui rendimenti scolastici e favorisce l'accumulazione di capitale umano, soprattutto per i bambini provenienti dai nuclei più svantaggiati. E poi chiaramente uno dice quando sta bene, chiaramente tra virgolette procreano.
Dice Banca d'Italia, il legislatore, cioè il Parlamento, negli ultimi anni si è mostrato sensibile a queste evidenze, cioè di migliorare il servizio degli asili nido, e come testimonia l'introduzione dei LEP sul servizio comunale di asili nido e anche l'inclusione, lo sappiamo tutti ormai, nel PNRR degli interventi infrastrutturali necessari a garantire un livello standard di prestazione su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda gli asili nido. Ma la cosa interessante, vabbè, adesso qua diciamo che appunto, diciamo dei numeri, no? Nel 2021, prima che queste misure venissero approvate, che adesso vedremo anche come andranno anche a essere messi a terra alla fine, per quanto riguarda la spesa comunale per asili nido ammontava a circa 1,1 miliardi. L'offerta era distribuita in modo estremamente eterogeneo sul territorio. Il grado di copertura del servizio era pari in media a circa l'11% nelle regioni del Mezzogiorno, cioè l'11% hanno asilo nido, contro il 29% nel resto del paese. Il LEP risultava conseguito soltanto a livello regionale Val d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lazio. È una roba gravissima, quindi non è questione di nord-sud qua. E circa il 60% dei posti necessari a conseguire i LEP avrebbero dovuto pertanto essere realizzati nel Mezzogiorno, che soffrono di una condizione di svantaggio anche i comuni delle aree interne, ovviamente, non solo nel Mezzogiorno. Ma c'è un numero che secondo me è bellissimo qua da dire, che in questo rapporto, questa audizione, diciamo, di Banca d'Italia sull'autonomia e il federalismo, che in teoria è uno degli obiettivi del PNRR, che dovrebbe essere conseguito entro il prossimo anno, entro, diciamo, giugno del 2026. Allora, secondo stime interne, sentite bene, basate su un modello calibrato sull'economia italiana, in cui le famiglie scelgono, allora, il numero dei figli, l'offerta di lavoro retribuito, nonché quella del lavoro domestico e della cura. In sostanza, il conseguimento dei LEP a livello nazionale accrescerebbe, sentite bene, la fecondità a circa 1,44 figli dopo 3 anni e 1,5 dopo 9 anni, rispetto agli 1,41 dello scenario base. Anche l'occupazione femminile aumenterebbe al 62% dal 60% nello scenario base. Quindi, ricapitoliamo, proprio sul tema dei LEP e degli asili nido, quando si dice perché servono i LEP, che sembrano, lo dicevo prima, una parolaccia o il nome di una sonda spaziale, i LEP per esempio solo sugli asili nido, il che vuol dire che però, lo ribadiamo, certezza del finanziamento, non soldi a pioggia per fare cose e poi mancano magari infrastrutture e tutto quanto, per le regioni, nord e sud indistintamente, perché abbiamo visto che 5 regioni hanno un LEP, diciamo, degno di questo nome, che varia da nord a sud, e le altre regioni sono invece indietro. Insomma, in sostanza, con un finanziamento maggiore per quanto riguarda i LEP, certo, per quanto riguarda appunto gli asili nido, comporterebbe un aumento del tasso di fecondità, quindi più figli nel medio-lungo periodo, un aumento anche dell'occupazione femminile e, non lo dice Banca d'Italia, ma noi andiamo di praticamente conseguenza, aumenterebbe anche il PIL, perché più persone vuol dire che in futuro vuol dire più produttività, più lavoro, non ci sarebbero migrazioni anche interne, più reddito anche per le donne, e questo tutto grazie a un'attuazione di un livello essenziale di prestazione legato all'attuazione appunto dell'autonomia differenziata e in generale al federalismo. Possiamo dire che il federalismo porterebbe più figli, quindi più PIL? Sì. Adesso sentiamoci una canzone e poi andiamo a concludere con un ragionamento proprio della settimana scorsa. A fra poco, ciao! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms,
know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, the sugar and spice. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, that I got you. Wow, and I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, but I got you. So good, but I got you. So good, but I got you. Abbiamo detto di fatto che col federalismo e l'autonomia potremmo avere più figli, più lavoro femminile e quindi più PIL. È interessante notare che questo arriverebbe grazie ai LEP. Allora, i LEP, sappiamo appunto, l'abbiamo detto più volte, sono i livelli essenziali di prestazione. La settimana scorsa c'è stata la commissione regionale, diciamo, parlamentare per le questioni regionali, che ha presentato, diciamo, chiamiamolo un report, no? Per dire, hanno fatto varie audizioni in vari territori e hanno raccolto molti pareri, da nord a sud ovviamente. E chiaramente l'esigenza, adesso leggiamo il testo, diciamo, della relazione finale, da più parti avvertita, è di un ampliamento del confronto democratico sull'argomento, cioè testimonia chiaramente il valore che attori istituzionali e rappresentanti sociali attribuiscono proprio alla questione dell'attuazione dei LEP, a prescindere chiaramente dall'orientamento politico. Però l'indagine ha pure dato conto dell'esistenza di alcuni aspetti problematici, perché è giusto parlarne, che meritano di essere portati a conoscenza del decisore politico, a partire appunto da quello già noto concernente il finanziamento dei LEP. E sappiamo tutti che c'è chi dice si vorrebbero 70-80 miliardi per finanziare, no? E invece noi diciamo, innanzitutto la spesa c'è già, va solo ricalibrata. Sappiamo anche che se usassimo dei criteri che per esempio vengono usati in alcune regioni benchmark, come non so la Lombardia o il Veneto, avremmo una riduzione, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, della spesa statale addirittura di 70 miliardi l'anno complessiva al netto delle pensioni. Quindi i soldi per finanziare i livelli essenziali di prestazione ci sono, addirittura forse abbonderebbero. Certo è che poi, l'abbiamo sempre detto qui, c'è un tema di responsabilità che deriva proprio dalla parola autonomia, che autonomia vuol dire fare qualcosa sapendo quello che si deve fare, non certo fare quello che si vuole e poi chiedere soldi a babbo morto a qualcuno. La Commissione dice che si è paventato il rischio di un inadeguato o insufficiente sistema di finanziamento che possa condurre a una sostanziale cristallizzazione dello status quo, consolidando i divari territoriali già esistenti, dice le conclusioni. È un tema molto complesso perché appunto si colloca alla confluenza delle decisioni politiche e una scelta tecnica, quindi serve uno sforzo, dice la relazione, sinergico per coniugare obiettivi politici e valutazioni tecniche, in corrispondenza del quale si possa raggiungere il massimo soddisfacimento dei bisogni. Si tratta tuttavia di un equilibrio pur sempre tendenziale, perché è destinato a modificarsi in ragione delle mutate esigenze dei territori e delle relative comunità, il che a sua volta implica
un rapporto sinergico tra la politica e tecnica non possa ritenersi esaurito nella prima fase di definizione e del finanziamento di LEP, ma deve piuttosto accompagnarne tutto il successivo iter di attuazione. Allora, il tema qual è? Ci sono anche due aspetti interessanti, problematici nel senso che bisogna risolvere, che uno riguarda la questione della perequazione infrastrutturale. Abbiamo detto prima, e il PNRR viene in soccorso di questa cosa qua, perché chiaramente una delle problematiche a maggior impatto sul processo di attuazione dei LEP è proprio la carenza di infrastrutture materiali e immateriali che pregiudica l'accessibilità dei servizi e delle prestazioni essenziali. In secondo luogo, la mancata rimozione di ostacoli alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi, che vanifica proprio uno dei fini principali verso cui si orientano gli enunciati all'interno del titolo quinto, ovvero la tutela dell'unità giuridica della Repubblica e la valorizzazione delle specificità territoriali. E poi c'è il tema appunto demografico. Lo spopolamento delle aree periferiche e l'invecchiamento della popolazione chiaramente costituiscono anche altri fattori in grado di influenzare in modo decisivo il finanziamento dei LEP, per arrivare chiaramente a una erogazione uniforme dei servizi essenziali. È necessaria l'adozione di un sistema di riparto delle risorse basato su criteri elastici, tali da consentire un adeguamento dell'offerta all'estrema variabilità della densità demografica e delle condizioni socio-economiche. Il tema qual è, no? Finale. Abbiamo adesso, al di là dei tecnicismi, questo, no? Cioè, qua si dice che il problema infrastrutturale, il problema dei finanziamenti, cioè, non può essere però definito soltanto a Roma, perché c'è un tema anche di collegamenti interregionali e quindi è chiaro, lo dice la stessa Commissione, come emerge da più parti, che una soluzione adeguata ai problemi che abbiamo appena detto non può prescindere da una collaborazione stretta tra le regioni confinanti. Così come peraltro sembra piuttosto evidente che l'adozione delle misure idonee a garantire l'effettiva uniformità dell'EP non possa prescindere dal coinvolgimento diretto delle autonomie locali, le quali appunto costituiscono gli interlocutori delle elezioni del processo di determinazione dei fabbisogni concreti delle comunità che anch'esse rappresentano. Usciamo da questi discorsi, diciamo, politici, magari molto tecnici, che sembrano tecnici ma sono in realtà molto semplici, ovvero ci sono dei problemi infrastrutturali, ci sono i problemi di finanziamento, che tra l'altro l'unico governo che sta provando a risolvere è questo, non l'ha fatto nessuno, benché sia scritto, come abbiamo detto all'inizio del nostro appuntamento, dal 2001 nei studi se ne sono fregati altamente e hanno solo fatto dei sistemi di finanziamento così sempre centralistici, che non hanno portato uno, nella responsabilizzazione degli amministratori regionali e quindi poi a cascata anche comunali, due, hanno aumentato i divari territoriali. Quindi questo sistema, l'abbiamo detto 1000 volte, è sbagliato. L'autonomia, il federalismo con certezza di finanziamento è l'unico modo per uscire da questo impasse e per migliorare i servizi essenziali per i cittadini. La questione qual è? Come dice giustamente qui la Commissione parlamentare sugli affari regionali, c'è un tema, bisogna coinvolgere le regioni. Bisogna coinvolgere le regioni, che sono già coinvolte, dove si crei una sorta di, chiamiamola bicamerale, costituente, XYZ, chiamiamola come volete, dove però non possiamo, siccome c'è un tema politico e un tema però anche tecnico che va risolto e devono andare di pari passo, come dice appunto la Commissione. Qua il tema vero è che bisognerebbe che spogliarsi veramente delle casacche politiche, dei vari ripensamenti, delle varie polemiche, attacchi personali contro qualcuno o qualcun altro. Come abbiamo visto, 4 regioni hanno fatto ricorso alla consulta contro la legge Calderoli, ottenendo un suggerimento di riscrittura in 13 punti della legge Calderoli, che adesso sta procedendo, ma ottenendo anche 39 no, cioè 39 bocciature di altre cose. Quindi abbiamo perso alla fine della fiera
un anno, possiamo dirlo, abbiamo perso un anno nel quale invece si poteva discutere proprio sul dettaglio. Ci sono 280 funzioni, abbiamo detto forse anche di più, 400 funzioni che possono essere trasferite alle regioni, non materie. La Consulta ha detto che non si può trasferire materie, anche se questo è scritto nella Costituzione, non sappiamo. Ci sono però funzioni che devono essere messe nero su bianco. Ora, io non credo che un amministratore del PD così non ami gestire una risorsa che possa fare del bene ai propri cittadini, che possa poi avere anche un tornaconto politico. Siamo uomini di mondo. Vediamo che per esempio le regioni hanno usato il loro potere, diciamo, autonomo per la legge su fine vita toscana, per interrompere i nostri rapporti con Israele e issare la bandiera della Palestina, la regione del centro-sinistra. Non capisco perché non si possa invece andare a trovare un punto di intesa politico, ma per carità lasciamolo un po' da parte, tecnico soprattutto, tra amministratori e Stato centrale, in modo che lo Stato centrale, l'abbiamo detto 1000 volte qui, ragioniamoci sopra, sia sgravato da questo rapporto, cioè lo Stato centrale in un ambito europeo che l'Unione Europea diventa una regione, no? Di fatto in un contesto globale, deve occuparsi delle cose che interessano di più i rapporti tra Stati e Unione Europea, e quindi anche l'Italia. Perché lo Stato centrale deve andare a occuparsi di dove mettere l'asilo nido? L'asilo nido lo deciderà la regione insieme con i comuni. L'autonomia è questo, cioè partire dal basso per fissare dei servizi che vadano bene ai cittadini, che siano più, come dire, efficienti possibili, no? Perché Roma deve giustificare qualcosa? Roma deve dire, ragazzi, le risorse sono queste. Poi ovvio, regioni, mettetevi d'accordo perché chi è indietro deve essere aiutato, ovviamente con dei criteri ben precisi, l'abbiamo sempre detto qui, responsabilità prima di tutto, però basta, cioè non è possibile che lo Stato centrale, ma non perché sia gestito male, ma perché è inevitabile che sia gestito male, perché le persone non possono sapere se in provincia di Isernia l'asilo nido serve in una determinata cittadina piuttosto che in un'altra, no? Così come in provincia di Cremona, uguale. Adesso diamo dei soldi con dei criteri particolari, poi i livelli essenziali per la sanità da Roma, poi a livello di misurazione dei servizi si guardano altri tipi di criteri. Cioè voi capite bene che è tutto sballato, no? È tutto sballato. E alla fine, da tutto questo sballo, chi è che si rimette? È il cittadino, che se è in un territorio, tra virgolette, messo bene, ancora dice ok. Però siccome vengono altri cittadini da altri territori che non sono messi bene a curarsi legittimamente in quel territorio lì, anche quello che vive nel territorio messo bene si ritrova in un territorio che a sua volta peggiora le proprie prestazioni. Se non riusciamo a capire che bisogna mettersi intorno a un tavolo e trovare, lo diceva prima Banca d'Italia, se troviamo i criteri giusti di finanziamento e creiamo gli asili nido, aumenta la fecondità, quindi avremo più figli, avremo più donne al lavoro e avremo più PIL, con meno sprechi. Non capisco chi non voglia questa ricetta che è la più semplice dell'universo. Altri stati federali l'hanno dimostrato, la Spagna ne abbiamo parlato tante volte qua, ma basta vedere il Trentino Alto Adige, che è la regione, il territorio che ha il più alto tasso di fecondità in Italia, dove c'è un'autonomia fortissima, risorse certe, e quando si decide di fare un investimento nel territorio lo si fa mirato e non tanto per fare perché bisogna farlo perché ci sono i soldi. Ci siamo capiti? Ci sentiamo la settimana prossima, come sempre, da Giuliano Zulin, una buona autonomia e come sempre ragioniamoci sopra. Ciao ciao ciao. Avete ascoltato Regioniamoci sopra.